questo mio intervento è quello di dare un punto nave rispetto a quello che è accaduto e sta accadendo in materia di autonomia. Penso che sia doveroso questo passaggio in Consiglio. Non nego che si poteva anche procrastinare e affrontare tra qualche settimana avendo anche più, diciamo, carne al fuoco, però ben venga, magari si può anche riprendere questo ragionamento. È bene però in questa fase ricordare anche da dove siamo partiti, perché spesso, diciamo, quando si parla di autonomia del Veneto sembra quasi che sia, diciamo, un'iniziativa nata nottetempo, buongiorno, un'iniziativa nata nottetempo senza alcun fondamento giuridico e senza, diciamo, la minima prospettiva rispetto alla Costituzione repubblicana. Allora, c'è da dire innanzitutto che il Veneto ha tentato per ben 3 volte una stagione referendaria per l'autonomia. Varrebbe la pena di ricordare che la prima esperienza veneta in materia di autonomia si è tenuta in questa regione nel 1992, e poi si è ripetuta nel 98. C'è stata un'altra, diciamo, iniziativa nel 2001, ma meno rilevante delle prime due, che comunque hanno delle proposte referendarie che non hanno mai trovato una risposta coerente all'analisi della Corte Costituzionale. Noi, se siamo qui oggi in questo Paese a parlare di riforme costituzionali, di riforme, in particolar modo dell'autonomia differenziata, lo facciamo in virtù del fatto che noi abbiamo inaugurato la stagione referendaria come Regione del Veneto, partendo da un presupposto che è quello di cercare di portare avanti una proposta referendaria. Questa proposta referendaria, voglio ricordare questi passaggi che sono utili a tutti poi per capire perché oggi arriviamo diciamo, a questa fase giuridica e quale sarà il proseguo anche rispetto a tutto questo. Questa proposta referendaria nasce dalla volontà, fra l'altro in questa fase, siamo nel 2014, di indire un referendum, che viene indetto poi con una legge regionale, per poter dar modo ai veneti direttamente di esprimersi circa la richiesta di poter avere più autonomia, alla luce dell'articolo 116,3 della Costituzione, che prevede comunque la possibilità per una regione di poter negoziare, questo è scritto in Costituzione, negoziare, diciamo, una autonomia differenziata, diciamo, fatta su misura, un abito su misura, e quindi un negoziato che poi si va a esprimere, si va a consolidare con un'intesa tra la regione e lo Stato. Detto questo, l'autonomia differenziata prende corpo in Veneto con una legge referendaria del giugno 2014, la legge 15 del giugno 2014, che sostanzialmente indice un referendum, o quantomeno, diciamo, una legge che pone anche un quesito referendario, che era il quesito: vuoi che alla Regione Veneto siano attribuite nuove forme e condizioni particolari di autonomia? Di certo non un quesito sovversivo, ma semplicemente qualcuno l'ha definito un sondaggio, un'indagine tra i veneti. Ci può anche stare che qualcuno lo consideri semplicemente un sondaggio. Fatto sta che, nonostante l'approvazione, nonostante il Consiglio regionale si sia espresso rispetto a tutto questo, da lì a pochi giorni, da quel giugno 2014, il governo in carica, il governo della legislatura 2014-2018, decide di impugnare la nostra legge referendaria, sostenendone la incostituzionalità. Nel luglio 2015 la legge referendaria del Veneto viene sostanzialmente certificata dalla Corte Costituzionale, che ne decreta la costituzionalità e da lì dà avvio alla possibilità di indire referendum. Il referendum viene indetto il 22 ottobre del 2017, quindi più o meno un paio d'anni dopo. Viene detto nell'ottobre 2017 perché comunque c'è stata tutta una fase preparatoria. C'è anche da dire che nel Consiglio regionale del 2014 ci fu anche un'altra legge referendaria proposta, quella sull'indipendenza, che fu bocciata poi dalla Corte Costituzionale. L'indizione del referendum è arrivata con non poche traversie, perché non paghi del non parere negativo della Corte Costituzionale, i ricorrenti governativi tentarono in più
diciamo, tentarono più espedienti per cercare di quantomeno delegittimare il nostro referendum. Vi ricordo che in maniera ignobile è stato vietato l'uso della tessera elettorale ai cittadini che andavano presso i seggi ad una consultazione referendaria, democratica e sancita dalla Corte Costituzionale. Siamo stati obbligati a pagare le forze dell'ordine ai seggi, abbiamo subito ricorsi al TAR fino a qualche giorno prima, per, diciamo, fondamentalmente con l'obiettivo da parte dei ricorrenti di sperare che saltasse il referendum del Veneto. Qualcuno in quelle ore diceva: ma sprecare 14 milioni di euro per sentire i veneti è un po' come chiedere a un figlio se vuoi bene alla mamma ti dirà di sì. La verità è che 2.273.000 veneti sono andati a votare per il 98% dei votanti sì, e il rimanente 2%, 1,9%, a sommare 3.328.000 veneti, e quindi il 57% del corpo elettorale veneto hanno votato no, quindi c'è stato l'1,9% che ha potuto esprimersi anche per il no. I dati ci dicono e ci dicevano già che la stagione referendaria con quell'affluenza alle urne significava comunque che non era il referendum di un partito, ma era il referendum dei veneti, tant'è vero che se si andassero a fare anche due conti, diciamo, sommari, se volete anche un po', diciamo, superficiali rispetto a quello che è avvenuto in quell'elezione, potremmo dire che a prescindere dalle indicazioni positive, negative o di astensione rispetto al referendum, un po' tutte le fazioni politiche del Veneto, o meglio i loro, diciamo, sostenitori, sono andati a votare per il referendum. Non esiste un partito che ha 2.273.000 voti in Veneto e che può fregiarsi di dire che ha avuto tutto il suo elettorato che è andato a votare per il referendum. Dico anche che il referendum è stato molto contestato, vale la pena di ricordare, e non vi ricordo, non è che per me è amarcord parlare di queste cose, ma è la volontà anche di capire fino in fondo perché se arriviamo alla legge Calderoli e perché abbiamo vissuto tutte le altre fasi. Semplicemente perché il referendum era sostanzialmente definito dai nostri, diciamo, oppositori come un'inutile consultazione, tant'è vero che vi fu una regione tipo l'Emilia Romagna che decise di addivenire, diciamo, al percorso, diciamo, dell'autonomia differenziata adottando una delibera di consiglio, scusate, una delibera di giunta regionale e iniziò a interloquire direttamente col governo di allora. Nel frattempo il governo Renzi cadde, il nostro primo interlocutore durante la fase referendaria diventò il governo Gentiloni e devo dire che fino alla settimana prima del nostro referendum l'Emilia Romagna addirittura fece riunioni alla presenza del Presidente del Consiglio Gentiloni per sostanzialmente sancire che non serviva il referendum. Diciamo, questo non è bastato perché i veneti sono andati a votare, tanto è vero che da quel voto e da quella forza del voto, come abbiamo sempre sostenuto noi, è iniziato il vero percorso dell'autonomia che si è tradotto da subito in una mia presenza. Il referendum si è tenuto il 22 ottobre 2017, il 15 novembre del 2017, quindi da lì a pochi giorni, una ventina di giorni, sono venuto in Consiglio regionale a presentare, diciamo, le proposte della Regione, proposte, diciamo, macro, con un progetto di legge statale e da quella data ho ottenuto il mandato ad andare a trattare, cioè un mandato pieno ad andare a trattare, tenendo informato ovviamente il Consiglio regionale delle diverse fasi. Oggi sta iniziando una fase nuova, ma che non è ancora una fase di trattative, vorrei sottolinearlo, ma anche con quel passaggio post-referendario abbiamo dato diciamo, solidità al nostro percorso istituendo la consulta veneta per l'autonomia, quindi coinvolgendo e dando vita a questo tavolo degli stakeholders del Veneto, l'osservatorio per l'autonomia e la delegazione trattante. Ne escono questi tre istituti che sono esattamente i tre istituti che dal 2017 ad oggi ci stanno accompagnando per tutto quello che riguarda, diciamo, le diverse attività riferite al referendum. Senza tediarvi con molte date e molti passaggi, però un passaggio ve lo voglio assolutamente sottolineare. Da subito ne nasceva la necessità di poter attivare una minima interlocuzione anche giuridica con il governo Gentiloni. L'allora sottosegretario era il sottosegretario incaricato Bressa, e da lì ne uscì una mia proposta che nasceva da una mia idea di dar vita a una preintesa. La preintesa che cos'era? Nell'attesa di fare un'intesa che è prevista dalla Costituzione del 116,3,
comma terzo, la preintesa che poi firmammo nel 28 febbraio del 2018, da lì a qualche mese, sostanzialmente coinvolgeva 5 materie che sono la salute, l'istruzione, il lavoro, l'ambiente e i rapporti internazionali, documento che abbiamo firmato assieme perché poi i miei compagni di viaggio sono stati la Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna. Nella preintesa sostanzialmente siamo andati a sottoscrivere, diciamo, un primo piano di lavoro che prevedeva, c'è scritto nella fase finale della preintesa, se andate a leggerla, prevedeva che ci fosse la possibilità comunque di trattare anche sulle rimanenti, ovviamente 18 materie, scusatemi, 19 materie non ancora citate, perché se ne togliete 5 da 23 si va a 18 materie. E quindi le 5 subito in lavorazione per dar vita a dei tavoli ministeriali per studiare le 5 materie e poi le eventuali altre 18 materie con la possibilità, in base, diciamo, alle volontà delle regioni. Ricordo così vagamente che l'Emilia Romagna allora chiese forse 7-8 materie da subito, noi ne chiedevamo 23, chiedevamo di poter diciamo, affrontare tutte le 23 materie della Costituzione. Ecco, c'è da dire una cosa, che questa possibilità ci venne data da modifica del titolo quinto del 2001, una modifica che intelligentemente interpretò, diciamo, il volere dei padri costituenti. E Einaudi nel 48, presentando la Costituzione, lo cito sempre, disse: ad ognuno dovremo dare l'autonomia che gli spetta. È anche vero che Einaudi diceva che il risorgimento sarà finito quando tutti avranno la loro autonomia. Del resto non poteva che essere così, perché in un paese dei campanili, delle identità, delle tipicità, insomma, delle eterogeneità, l'unico modo per mettere insieme questo paese, lo ha dimostrato la Germania, che scriveva la Costituzione sostanzialmente contemporaneamente a quella italiana, era quello di cercare di condividere, diciamo, l'unità puntando, diciamo, sul federalismo. Ecco, quindi nel titolo quinto del 2001 il governo, a seguito del lavoro bicamerale, decide di dare una risposta nazionale ai movimenti territoriali che comunque invocavano l'autonomia. Ne consegue che poi il governo Gentiloni, nonostante la firma della prima preintesa, come vi ho detto, non venne il Presidente del Consiglio a firmare, questo è bene ricordarlo, ma venne il sottosegretario Bressa, e nonostante questo poi finì l'esperienza di Gentiloni, iniziò quella del Conte 1, era il ministro Stefani. Col Conte 1 si fanno un sacco di attività, di lavori che però non hanno portato a nulla. Ricordo che non portarono a nulla perché ci furono una quindicina di incontri politici, almeno quarantina di incontri tecnici. Si arrivò sicuramente un grande lavoro preparatorio ministero per ministero rispetto alle materie, ma dall'altro c'è anche da dire che con il Conte 1 poi alla fine cadde il governo e si riprese l'attività con il Conte 2 proprio a settembre 2019 con un nuovo ministro, il ministro Boccia, il quale fece il primo incontro peraltro da neoministro che incaricato ad occuparsi dell'autonomia differenziata, ed era, scusate, ho Siri che parte, ed era quindi il primo incontro che fece il ministro Boccia lo fece proprio qui in Veneto, annunciando quella che poi fu comunemente definita la famosa legge quadro. Legge quadro che venne presentata dopo un paio di mesi, se non ricordo male, l'incontro lo si fece a settembre, il 23 settembre del 2019, e la legge venne presentata il 28 novembre del 2019. Legge quadro che affrontò la conferenza delle regioni, ma che poi non ebbe altro esito, perché poi cadde anche il governo Conte 2, arrivò ovviamente di mezzo, poi c'è stato il Covid, ricordiamolo, c'è stato un limbo nel quale nessuna attività sull'autonomia si fece, perché con il Covid da quel 21 febbraio 2020 fino almeno al 2021 non se ne parlò più, o se ne parlò pochissimo. Arrivò il governo Draghi, col governo Draghi, ministro Gelmini, si fecero degli incontri, ma anche qui nulla di fatto. La data, diciamo che nel frattempo ovviamente noi tre governatori sollecitavamo i diversi governi, c'è un sacco di corrispondenza mia, di Bonaccini e di Fontana nel sollecitare i diversi governi a far ripartire il tavolo. Se il tavolo riparte di fatto con una data, che è quella data dell'elezione
e dell'entrata in carica del Presidente del Consiglio Meloni, con le politiche del 25 settembre 2022, e devo dire che il governo eletto fa subito due cose, fra virgolette, quasi inaspettate, se mi permettete di dirlo. Nella finanziaria 2023, siamo nel dicembre 2022, nella finanziaria 2003 si proietta già un primo risultato insperato, visto considerato che io mi sono sentito dire per anni l'autonomia non si può fare perché non ci sono i LEP. Bene, il governo cosa fa? Fa come Colombo con l'uovo, dice l'uovo si mette in piedi così, stabilisce l'obbligatorietà della definizione dei LEP in quella finanziaria, ne parte una cabina di regia, parte il comitato LEP con l'incarico poi al professor Cassese che aveva il compito di determinare i LEP, tant'è vero che il professor Cassese conclude il suo lavoro dopo un anno, il 30 ottobre del 2023, esattamente dopo un anno dalla finanziaria quel dicembre 2022, il professor Cassese consegna il materiale. E cosa consegna? Consegna un materiale che è eloquente, dice delle 23 materie previste nel titolo quinto, dal titolo quinto delle 23 materie, 9 noi riteniamo che non siano assoggettabili ai LEP e siano quindi affrontabili le discussioni e le eventuali trattative con le diverse regioni qualora lo richiedessero di attivare la trattativa per l'autonomia differenziata, quindi 9 materie non LEP definite più comunemente non lepizzabili, brutto termine ma rende forse meglio ancora l'idea, e le altre 14 materie a sommare 23 LEP. LEP al punto tale che in quello che poi sarà la legge Calderoli diventeranno materie che dovranno essere trattate solo dopo la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. E quindi sono materie che hanno un'attesa massima di 24 mesi per la definizione dei LEP. Allora, oggi cosa accade? Accade che da un lato c'è la legge Calderoli, che è la legge 86, che prevede proprio che in 24 mesi si definiscano i LEP, e dall'altro ricordo che c'è, scusatemi, con la legge Calderoli c'è l'obbligo di definizione dei LEP. Ricordo che la legge Calderoli, la legge 86, è del 26, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 26 giugno del 2024, è stata approvata il 19 giugno, ricorderete il 19 giugno famoso dell'approvazione, e poi la sua pubblicazione il 26. Detto questo, ovviamente oggi noi in che fase siamo? Entriamo nel vivo dei ragionamenti. Siamo nella fase della trattativa rispetto alle 9 materie non LEP. Allora, premesso che nel quadro generale, ho dimenticato di dirvelo, le regioni che non hanno di fatto, togliete le regioni a statuto speciale che nulla c'entrano con la richiesta di autonomia differenziata, perché ce l'hanno già la loro autonomia, è più che differenziata. Se andiamo a guardare le altre regioni a statuto ordinario, di fatto potremmo dire che l'unica regione che non ha proprio mai chiesto l'autonomia è l'Abruzzo. L'Abruzzo, anche se poi, secondo dichiarazioni del Presidente Marsiglio, ha detto che sarebbe eventualmente interessato alle aree marginali di montagna o altre robe. Ma del resto è l'autonomia differenziata. Più Stato dove ci vuole più Stato, meno Stato dove ci vuole meno Stato. E non è una dichiarazione sovversiva, lo dico quelli che si divertono sempre a commentare ogni mia dichiarazione, ma è esattamente quello che dicono i costituzionalisti, i federalisti, cioè l'autonomia va in questo ambito. L'autonomia è stata richiesta dall'Emilia Romagna, che era la nostra compagna di viaggio, è stata chiesta nel 2019 con delibera regionale dalla Regione Campania, è stata chiesta dalla Toscana e da molte altre regioni, ma potrebbe anche essere irrilevante. Oggi noi abbiamo un tavolo aperto, il Ministro Calderoli ha aperto un tavolo il 3 di ottobre. Il tavolo si apre perché la legge 86 del Ministro Calderoli, la famosa legge Calderoli del 26 giugno 2004, dice che le regioni che hanno attivato già il loro percorso possono chiedere l'attivazione del tavolo delle trattative. Peraltro la legge dice anche che si riprende da dove si è lasciato, si è interrotta l'attività di negoziato, per cui in particolar modo le 3 regioni che potevano avere più titolo, fra virgolette, a chiedere l'apertura da subito del tavolo, ed è esattamente quello che ho fatto nello scrivere a luglio al Ministro Calderoli, sono sicuramente il Veneto, che di attività ne ha fatte molte, è stato il primo addirittura a presentare tutta l'attività ricognitoria, la Lombardia, l'Emilia Romagna se avesse ritenuto, ma non ritiene
di chiedere di partecipare al tavolo e ovvio altre 2 regioni hanno chiesto di partecipare al tavolo, sono la Liguria e il Piemonte. La situazione qual è? La situazione è di richieste diverse. Intanto vi dico che rispetto alle regioni la Liguria chiede fondamentalmente 5 materie, di trattare su 5 materie. La Lombardia chiede di trattare su 8 materie. Il Piemonte, io vi parlo materie, sto parlando di funzioni di materie. Il Piemonte su 5, riservandosi ovviamente su altre 2 materie di chiedere funzione minima, e il Veneto su tutte e 9 ovviamente. E questa è la base del lavoro. E ovvio che in tutto questo contesto poi c'è stato il polverone che del quale insomma, i giornali ci hanno sicuramente informato in maniera compiuta fino a qualche istante fa, che è quello da un lato che c'è una raccolta di firme che vuole chiedere l'indizione di un referendum, quindi in questa fase non siamo in una fase referendaria, siamo in una fase di raccolta di firme che verrà per presentarsi avanti alla Corte Costituzionale, già depositate in Cassazione, ma andare avanti alla Corte Costituzionale per avere la certificazione della compatibilità del quesito rispetto del quesito referendario e qualora fosse compatibile, ricordo, il quesito darebbe il via alla consultazione referendaria. Ecco, anche qui c'è da dire una cosa, che di nuovo sotto sole non c'è nulla, quelli che oggi propongono la consultazione referendaria sono esattamente gli stessi interlocutori che nel giugno 2014 proponevano di bocciare il referendum del Veneto. Gli interlocutori sono gli stessi, insomma siamo in un paese democratico, è giusto che ci sia anche qualcuno che possa anche pensare di difendere fino in fondo il centralismo, lo statalismo, tutto quello che non funziona di questo paese. Questo è un paese, nessuno ce l'ha con l'unità nazionale, per me è ignobile che qualcuno la definisca la spacca Italia o che dica che è la secessione dei ricchi. Questo è un grande processo di decentramento amministrativo, se ci pensate, e guardatelo fino in fondo. Ma immaginate solo che se oggi noi non avessimo l'autocertificazione noi ce l'abbiamo nel 1990, e non fosse oggi oggetto di vita reale per noi cittadini, sicuramente una delle funzioni che chiederemo al Ministero della Funzione Pubblica, senza creare 20 ministeri della funzione pubblica come qualche fantasioso dice, chiederemo di poter avere la funzione dell'autocertificazione. L'ho detto più volte, il Ministero degli Interni, senza dar vita a 20 ministeri degli Interni, ha deciso che non funziona, che quella di fare i passaporti è una funzione, e vedo un sacco di confusione tra le funzioni e le materie. La funzione fare passaporti ha deciso di delegarla, visto la confusione e la difficoltà di erogare questi documenti nei rinnovi e anche nei primi rilasci ai cittadini, di delegarla a degli uffici postali in via sperimentale, e io non escludo che questo possa anche durante questa trattativa tradursi anche in una proposta nostra. Il Piemonte la sta portando avanti secondo me correttamente, e quindi riconosco la prima genitura al collega Cirio, però io trovo una proposta intelligente che si possa portare presso gli uffici e l'anagrafe dei comuni in maniera tale che diventi la carta d'identità. A monte il Ministero degli Interni farà tutte le sue verifiche, ma alla fine il rilascio, che è cartaceo, che è amministrativo, non capisco per quale motivo non si possa diffondere sul territorio. E quindi alla luce di tutto questo noi abbiamo questo movimento referendario col quale ci andremo a confrontare, dopodiché ho visto anche che si dice ma hanno raccolto 1.300.000 firme. Bene, vanno rispettate le firme di tutti, anche di quelli che la pensano in maniera opposta al nostro pensiero, però vanno anche rispettate le code sotto la pioggia di quel 22 ottobre 2017. Io ho visto disabili in carrozzina con l'ombrello, e di quei 2.328.000 veneti che sono andati a votare, non italiani, c'erano solo i nostri cittadini di questa comunità veneta, non dico non italiani che non siano italiani, sono italiani, ma dico non di tutte le regioni italiane, solo della regione Veneto, a votare per il referendum. Dall'altro c'è anche un altro ricorso, c'è un ricorso contro la legge Calderoli, la legge 86, 5 regioni, non avendo raggiunto l'obiettivo di fare 5 delibere in Consiglio regionale per indire il referendum, hanno comunque immagino voluto dare un ulteriore segnale pensando di proporre un ricorso avanti alla Corte Costituzionale, che legittimamente possono proporre, contro la legge Calderoli.
Noi non vogliamo fare gli avvocati difensori di una legge nazionale, non pensiamo che il governo non sia in grado di difendersi e di argomentare, ci mancherebbe, però ci riteniamo parte lesa, lasciatecelo dire, se la legge Calderoli viene meno è pur vero che qualche, qualche scalfitura, qualche graffio ce lo facciamo, nel senso che abbiamo un percorso avviato. Qui fra parentesi vorrei ricordare, ma lo ricordo dopo, è meglio che lo ricordo dopo, finisco il ragionamento, quindi qualche problema ce l'abbiamo e quindi ci costituiamo con questa formula che abbiamo pensato ad adiuvandum, no? È un adiuvandum un po' esteso e quindi noi abbiamo già fatto, per dare informazione completa al Consiglio regionale, abbiamo già fatto la delibera per la Costituzione e quindi quando andranno in Corte Costituzionale contro la legge del governo e del Parlamento italiano che esce dal governo di questo Paese, noi saremo lì a difendere le ragioni nazionali e le ragioni di difesa di questa legge. Dico perché, stavo dicendo per inciso vorrei ricordare che sia la legge quadro boccia e la legge quadro, definiamola così, Calderoli, quindi la legge 86 Calderoli che è legge e la proposta di legge quadro boccia che poi si arena, non viene neanche mai portata in Consiglio dei Ministri, entrambe sono sostanzialmente il frutto di una assoluta disponibilità da parte delle regioni che chiedono l'autonomia. Vi ricordo che la Costituzione non prevede che ci debba essere una legge quadro, la Costituzione parla di intesa tra la Regione e lo Stato, tanto è vero che il dibattito tra i costituzionalisti è stato acceso, importante, si sono fatti i convegni e c'è una parte che dice è vero che è così, l'altra parte dice ma se anche è vero che è così sarebbe un atto di sensibilità affrontare il percorso con il Parlamento, che è un percorso legittimo. Io condivido che sia bene andare in Parlamento, che sia stato bene andare in Parlamento e che sarà bene tornare in Parlamento. La differenza tra legge Boccia e legge Calderoli sono sostanziali, allora si parla tanto di LEP, la legge Calderoli stabilisce che entro 24 mesi devi fare il LEP, che stabilisce che finché non hai fatto il LEP non puoi trattare sulle 14 materie LEP e quindi è molto, perentoria su questo tema. La legge Boccia, se andate a leggerla, cita i LEP, dice li verranno definiti, ma non c'è perentorietà, non c'è calendario su questo aspetto. Questi sono dati di fatto, se poi volete vi do le due leggi e andate a controllare. E poi su molti altri aspetti circa la centralità del Parlamento, ricordo che se andate a leggere le due parti, ma ripeto, stiamo confrontando una legge che ha avuto un iter compiuto, è diventata legge con una bozza, quindi trovo anche, come si può dire, abbastanza limitativo confrontare qualcosa che è frutto di un grande lavoro di scalpellino sul blocco di marmo, che è la legge conclusa, con una legge che era una bozza. E c'era anche l'altro aspetto, il ruolo del Parlamento. Sicuramente la legge Calderoli dà un ruolo di Parlamento importante, ma per capire questo e per capire di cosa stiamo parlando, intanto vi ricordo che le 9 materie sono l'organizzazione della giustizia di pace. Sì, anche qui vi ricordo che è prevista la gradualità, oggi non vi so dire quali saranno i termini di trattativa perché il primo incontro che abbiamo avuto è stato semplicemente un incontro per incardinare, per aprire il tavolo perché la legge prevedeva che entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si addivenisse l'apertura del tavolo, c'è disponibilità da parte del governo di iniziare a lavorare. Vi ricordo che il lavoro preparatorio è utile perché quel lavoro preparatorio significa per noi avere il confronto con i singoli ministeri che il Ministro ha fatto in nome per conto nostro nel momento in cui noi abbiamo presentato le eventuali funzioni sulle 9 materie sulle quali potremmo eventualmente, uso anche una forma condizionale, trattare. Le materie quali sono? Le materie per le quali potremmo chiedere delle funzioni sono l'organizzazione della giustizia di pace, i rapporti internazionali con l'Unione Europea, rapporti col commercio con l'estero, professioni, protezione civile, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario, casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale. Prego? Fa tanto ridere? Sono banche popolari quelle.
enti di credito, no, potreste offendere le casse di risparmio, enti di credito fondiario, agrario a carattere regionale, così sorridiamo in due. E allora, volevo dirvi, per darvi una dimensione di quello che sarà la procedura, e dopo sono a disposizione per la discussione. Quindi noi oggi siamo nella fase nella quale è aperto il tavolo, il Ministro interloquisce con i colleghi dei singoli ministeri che riguardano queste 9 materie, porterà le istanze della richiesta di funzioni, cercherà, e noi abbiamo dato disponibilità in questa prima fase di cercare di fare uniformità, se possiamo almeno su un primo blocco di materie, che siano diciamo coerenti e costanti per tutti, eventualmente con qualche funzione in più o in meno, ma voglio anche ricordarvi, siccome sembra che sia una procedura che andiamo lì con una pacca sulle spalle e finisce lì, che la procedura è questa. La prima fase, atto di iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali. Quindi questo atto, noi siamo in questa fase, cioè adesso noi abbiamo aperto il tavolo, faremo l'incontro con la consulta. Poi vi dico, diciamo, in maniera molto veloce, trasmissione da parte del Presidente del Consiglio ai ministeri competenti per materia, al MEF, e parere entro 60 giorni, è quello che vi stavo dicendo, cioè vanno sentiti diversi ministeri. Decorsi 60 giorni, avvio del negoziato, previa informazione alle Camere e alla Conferenza Stato-Regioni. Schema di intesa preliminare, negoziato tra Stato e Regione, approvato dal Governo. Alla seduta del CDM partecipa anche il Presidente della Giunta regionale, diciamo, coinvolto. Poi si va immediata trasmissione dello stesso schema in conferenza unificata. Parere entro 60 giorni. Dopo il parere della conferenza unificata, in ogni caso dopo 60 giorni, non prima, si trasmette alle Camere. Atti di indirizzo dei competenti organi parlamentari entro 90 giorni. Poi, valutato il parere della conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo parlamentare, cioè le Camere si esprimono, e comunque decorso il termine di 90 giorni, il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato ove necessario. Cioè alla fine partiamo da ABCD, fa tutto sto giro, conferenza unificata, Parlamento, eccetera, quindi passano almeno 6 mesi. Poi potrebbe essere che qualcuno dice ma su quel punto là ti chiederemo di limare o di rivedere questo aspetto. Fatto questo, la procedura di approvazione dell'intesa. Quindi siamo ancora in fase pre-approvazione. Seconda fase, trasmissione dello schema di intesa definitivo alla Regione che approva il contenuto consultati gli enti locali. E quindi l'approvazione la faremo in Consiglio regionale, no? La faremo in Consiglio regionale sullo schema di intesa che il Governo ci propone. Entro 45 giorni dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, cioè dopo averlo approvato, schema di intesa definitivo e deliberato dal Consiglio dei Ministri, cioè torniamo in Consiglio dei Ministri, corredato una relazione tecnica. Fatto questo, contestualmente deliberato, diventa disegno di legge di approvazione dell'intesa che è allegata. L'intesa definitivamente è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione. Il disegno di legge di cui è all'intesa è immediatamente trasmesso alle Camere per l'approvazione. Allora, dire che questo è un colpo di mano, un colpo di spugna, ci vuole fegato, ma tanto ce ne vuole di fegato. Dico anche che vengono fatte salve, diciamo, le autonomie decisionali, assembleari, la possibilità, per far sintesi, decidiamo una bozza di intesa, va in Parlamento, torna fuori questa bozza di intesa con delle indicazioni, dobbiamo trattare ancora per le indicazioni, chiudere una bozza di intesa, il Consiglio dei Ministri l'approva, noi la dobbiamo approvare, prima di firmare deve tornare alle Camere e la devono approvare. Dire che è un colpo di spugna vuol dire non essere corretti. Questa è la legge 86, la legge approvata il 26, è in Gazzetta Ufficiale del 26, approvata il 19 giugno di quest'anno. Quindi noi in questa fase siamo in una fase nella quale siamo all'inizio di questo percorso. Abbiamo presentato un blocco di funzioni che per certi aspetti sono anche simili a quelle dei nostri colleghi. I nostri colleghi magari, quando dico colleghi parlo di Lombardia, di Liguria e di Piemonte, magari hanno altre sfumature nelle richieste, quindi cercheremo anche di capire, di fare tesoro assieme di quello che è mutuabile, ma non siamo
un millimetro più avanti di questa fase. Siamo ancora in una fase di riscaldamento a bordo campo, dove non si sta iniziando a scrivere. Siamo nella fase di attesa dei famosi 60 giorni per avere le prime risposte dei ministeri rispetto a quella che è un'ipotesi di lavoro, neanche di approvazione, di lavoro. Vi ho già detto, verosimilmente si va nella direzione di pensare in questa prima fase di cercare di fare un negoziato a quattro regioni che possono condividere, che so, 5, 6, 7 materie, quello che sarà, con delle funzioni diciamo che saranno più o meno simili. Questo per cercare anche in questa prima fase, che è una fase di collaudo, lasciatemelo dire, di poter avere un percorso che sia un po' più, come si può dire, definito e meno variegato, meno rocambolesco, anche se volete, no? Quindi abbiamo un blocco per 4 regioni, un blocco di materie delle 9, e quindi sarà anche per noi una prova, un banco di prova, visto e considerato che, insomma, che è abbastanza articolata tutta questa attività. Io non avrei altro da aggiungere se non quello di immaginare, di pensare che il lavoro con il Consiglio può essere un lavoro assolutamente proficuo. Lo faremo nel momento in cui arriverà una proposta. In questa fase io non sono nelle condizioni di portarvi nessuna proposta. In questa fase noi abbiamo semplicemente portato, che vi ho fatto avere, le eventuali funzioni sulle quali potremo andare a ragionare, ma non siamo in una fase nella quale possiamo avanzare altre proposte. Entro 60 giorni sicuramente qualcosa accadrà. E allora in quell'occasione, nel convocare sicuramente la consulta dell'autonomia, quindi gli stakeholders del Veneto, sicuramente accompagnati dalla nostra delegazione trattante e supportati da quello che è, diciamo, la nostra piattaforma per l'autonomia, no? Quindi tutto quello che è l'osservatorio dell'autonomia. Vi ricordo che noi abbiamo un link, abbiamo una pagina web, e quindi dove carichiamo tutti questi materiali, li trovate tutti caricati, e anche l'occasione per, insomma, condividere le informazioni non solo con gli addetti ai lavori, ma anche con tutta la cittadinanza. Grazie.